Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del nostro amato club. Forza, campione d'Italia! Durante la sfilata dello scudetto, il CT dei campioni d'Italia Antonio Conte ha parlato alla Rai. È passato un anno da quel grande sforzo, abbiamo lavorato duramente e siamo riusciti a realizzare un sogno. Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti quest'anno. Si è creato un rapporto speciale con la città? È difficile non considerarla una città appassionata ed entusiasta. È una città che dà tutto e vuole anche molto. Penso che abbiamo dato loro quello che avevamo e oggi loro ci restituiscono con questo affetto straordinario che bisogna davvero provare per capire cosa significa. Le sensazioni? L'obiettivo è sempre vincere. Lavoriamo per fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e queste emozioni a noi che lavoriamo, ma soprattutto ai tifosi. Sono davvero molto felice. Festeggiare lo scudetto a Napoli è davvero qualcosa di straordinario. A tu per tu con l'Inter? Onore a chi ha vinto, ma anche all'Inter, perché abbiamo battuto una grande squadra che ha fatto un'annata straordinaria e sabato ha la possibilità di vincere la Champions League. Ciò ci rende ancora più onorati. È difficile staccare da tutto questo? Penso che questo entusiasmo e questa passione siano qualcosa di straordinario e difficilmente riscontrabile altrove. Lascia un like al video così YouTube potrà avvisarti dei prossimi video del canale. Grazie. Continuare. L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato a DAZN dopo la partita casalinga contro il Cagliari, vinta per 2-0 e che ha regalato al club lo scudetto. Quali emozioni stai provando? Tante emozioni. Sono emozionato per la squadra e per i tifosi. Abbiamo lavorato duramente, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, e questo è importante. Hai vinto. C'è chi non ci ha creduto? Faccio parte della squadra, che è la cosa più importante. Abbiamo pensato solo alla squadra, tutti erano importanti e abbiamo portato a casa questo. Alla fine hai chiesto ai tuoi compagni di squadra di non festeggiare prima della fine? Da piccolo ho guardato la finale di Champions League tra Bayern e Manchester United. Da allora in poi, ho esultato solo alla fine. Non era un banale duello con l'Inter? Conosco molto bene le capacità dell'allenatore. Fin dall'inizio ho creduto che potessimo fare qualcosa di importante e ci siamo riusciti. Dopo la partita contro l'Inter, qui in casa, ho capito che potevamo farcela. De Bruyne, hai sentito? No comment. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Pensi che Conte dovrebbe restare al Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!